Scusi, una domanda per Teleacras. Lei ha parlato nel suo intervento al convegno sulla stampa locale del bisogno di un giornale, riportando un apologo che lei aveva ascoltato da un suo amico giornalista. C'è bisogno di un giornale. In Sicilia, come i giornali hanno gestito le notizie relative alla mafia? Non ho seguito bene i giornali siciliani in questi ultimi tempi, ma penso che si siano conformati a tutti i giornali italiani. Ma per i condizionamenti degli editori? No, non so, sono cose che stanno nell'aria, non c'è. Come ho detto a proposito del fascismo, il fascismo non ha mai fatto una legge per reprimere la libertà di stampa, però la libertà di stampa è morta ugualmente. Gramsci diceva che nel Meridione accusiamo l'assenza di intellettuali medi quando abbiamo grandi intellettuali, grandi case editrici. A Racalmuto abbiamo un grande intellettuale, abbiamo forse anche intellettuali medi? Ah, come no? Sì, credo di sì. Da dove nasce questo connubio non generale per le nostre parti? Beh, no, non credo che non ci sia dovunque, è che non è sufficientemente all'attenzione di coloro che osservano, insomma. Nel suo intervento lei ha parlato del rischio del provincialismo, poi in un altro passo del suo intervento ha detto i giornali locali parlavano del Vietnam, non parlavano delle fognature. No, ma parlavo dei consigli comunali, non dei giornali. Ah, dei giornali, sì, ma dico la stampa locale rischia sempre di decadere nel provincialismo, occupandosi anche di cose spicciole oppure di grandi cose astratte. C'è una via intermedia? La via intermedia è quella di occuparsi delle cose locali, senza avere paura di apparire provinciali. Grazie. Penso io, la macchina qua io. Scusate per sentire un po' di rumore di fondo. Scusate, Ok, Totò. Totò, vieni. Vieni sulla sinistra, Totò.